Adesso ce ne andiamo a Mottola, andiamo a capire qual è la situazione del centinaio di lavoratori dell'ex Albini, ex tessitura appunto di Mottola, persone che da qualche giorno sono in presidio permanente all'esterno della fabbrica. Perché? Perché insomma sembrava esserci stata una schiarita. Albini, come sapete, insomma va via dal nostro territorio, ma c'era stato questo preliminare insomma di vendita con E-Casa, quindi un'altra azienda. Davamo un po' forse tutti anche facilmente per scontato il fatto che ci sarebbe stato l'immediato assorbimento di tutti gli operai, di tutte le maestranze. Evidentemente non è così, o almeno secondo quello che dicono i sindacati. Nell'incontro del 19 ottobre scorso hanno appreso appunto che di un preliminare di vendita tra Albini e Casa non c'è traccia di accordi per l'assorbimento di tutto il personale. Da qui ovviamente la protesta. Ne parliamo con Marcello De Marco, segretario di FEMCA CISL per Taranto e Brindisi. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a tutti. Dicevamo, siete ancora in protesta, ci sono delle novità nel frattempo, e se vuole aggiungere qualcosa ovviamente a quello che ho detto io in modo molto veloce. Comunque hai fatto un'ottima disamina, siamo tornati fuori ai cancelli per un presidio, per dare un'impronta più celere a questa trattativa, perché noi almeno il 23 del mese di dicembre per i 93 lavoratori scadrà la cassa integrazione straordinaria e sarà un problema perché saranno tutti in mobilità. Una volta in mobilità saranno anche in parte slegati, no? da questa vertenza. È quello che stiamo cercando di fare noi, legarli ulteriormente oltre il 23 dicembre. Ecco, questo preliminare, tu hai parlato bene, hai detto preliminare d'acquisto fatto però di cui noi non abbiamo avuto riscontro effettivo, o meglio non abbiamo potuto visionare quelli che sono stati gli impegni del preliminare. Alla nostra domanda sia ad Albini che a E-Casa, che era presente all'incontro soltanto con i due consulenti, quindi anche qui c'è un po' indispettito l'assenza della proprietà. Sarebbe stato molto più fluida la discussione se ci fosse stata la proprietà invece che uno studio di consulenza in regione, perché avrebbe potuto prontamente risponderci a quelle che sono state i nostri quesiti, le nostre domande, che erano tutti inerenti ai lavoratori, perché l'interesse, lo dico di nuovo, io lo ribadisco sempre, l'epilogo di questa vertenza è legato al riimpiego di tutti i lavoratori, non la ricollocazione o la reindustrializzazione del capannone in sé. Certo. Il reimpiego di tutti i lavoratori, l'obiettivo è quello. Quindi se sul preliminare noi abbiamo chiesto, c'è il riscontro di assorbimento del lavoro, c'è stato risposto ni, nel senso adesso vediamo, ci vorrà un anno per l'approvvigionamento dei macchinari, quindi loro saranno in mobilità, e poi una volta arrivati i macchinari vediamo, ne prendiamo prima 15, poi altri 15, poi vediamo come va il mercato. Cioè non è un piano assunzionale su cui si può basare un dialogo strutturato per portare a termine questa vertenza, assolutamente. Cioè questo non è un buon inizio, ecco perché siamo tornati fuori ai cancelli per manifestare e per dare un'impronta più celere, in modo che Albini, magari che ha interesse nel portare via i macchinari anch'essa, no? I telai, possa rimodulare insieme ai Casa quello che questo preliminare, visto che poi il preliminare si trasformerà in un atto di acquisto vero e proprio entro la fine di dicembre, quindi là dobbiamo essere tutti garantiti, soprattutto i lavoratori. Certo, voi siete all'esterno ovviamente per evitare che ci sia uno spostamento di macchinari, cioè che i macchinari vengano fuori. Di macchinari. Noi abbiamo detto chiaramente ad Albini, che ci ha posto il quesito, sì, ma io i macchinari devo portare via perché comunque altrimenti non possiamo fare posto a quelli di casa, o comunque a prendere le misure eccetera.
abbiamo detto smontateli, però da qui non escono, ci vediamo al prossimo incontro e ci portate delle risposte. Che cosa vorreste? Cioè, come si potrebbe risolvere nel breve termine questa situazione? Guarda, noi abbiamo chiesto anche alla Regione, ci sarebbero delle possibilità. Una su tutti sarebbe magari legare un nuovo strumento, un nuovo ammortizzatore sociale, magari un'altra cassa, questa volta magari garantendo l'impegno di casa, legarla ai case e non al Bini, ecco. Però ci sarà bisogno magari di un'assunzione di responsabilità più ampia di casa, che fino adesso non c'è stata. Tra l'altro ti anticipo che il prossimo incontro sarà il 14 di novembre, è stato già convocato. Va bene, quindi ci risentiremo per capire se ci sono delle novità, ci auguriamo positive per tutti questi lavoratori. Dopo la delusione dello scorso agosto, lo speriamo tutti che quello con le case vada in porto. A buon fine. Bisogna fissare bene i paletti.